Sopralluogo di periti e tecnici sul cavalcavia da cui è precipitato l'autobus a Mestre, asportati i campioni di asfalto e di guardrail, controlli anche sulla carcassa del mezzo. La strage di Mestre, indagati per truffa e circonvenzione di incapace, l'ex console dell'Ucraina e la sua assistente avrebbero fatto firmare ai feriti in ospedale deleghe in bianco per gestire le cause civili. Stop temporaneo a un cantiere edile di Jesolo. Durante una bonifica bellica è stato rinvenuto un proiettile, poi prelevato dagli artificieri della polizia e trasportato in un luogo sicuro. 2 auto si sono scontrate frontalmente a Quarto d'Altino stanotte. Un 59enne molto conosciuto in paese ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente anche il sindaco, che conosceva bene la vittima. Sarebbe morta per cause naturali l'anziana trovata senza vita nel suo appartamento al Lido. Il pubblico ministero ha concesso il nulla osta alla celebrazione dei funerali. Monta la polemica sullo stato del campanile di Portogruaro. Sara Moretto di Italia Viva sottolinea che i 4.200.000 euro stanziati per il suo restauro sono fermi da 5 anni. 26 anni fa moriva a Venezia Elenio Herrera, allenatore della grande Inter e tra i più conosciuti a livello mondiale. Aveva scelto di vivere in laguna e riposa nel cimitero di San Michele. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dagli aggiornamenti sulla strage del cavalcavia di Marghera. C'è stato un nuovo sopralluogo di periti e tecnici. Sentiamo. A 15 giorni dal primo sopralluogo, la Rampa Rizzardi è nuovamente chiusa al traffico. Sono da poco passate le 13 quando vengono rimossi i gersi in cemento che delimitano la parte di cavalcavia messa sotto sequestro da quella sera del 3 ottobre in cui 21 persone persero la vita precipitando con l'autobus da questo punto. Sul luogo della tragedia è tornato al lavoro il dirigente del Ministero dei Trasporti, Placido Migliorino. Accanto al super perito nominato dalla Procura di Venezia che sta eseguendo le verifiche su quel tratto di strada, si trovano il pubblico ministero Laura Cameli, i tecnici nominati dalle parti e gli avvocati. Con una serie di carotaggi vengono asportati pezzi di asfalto e di cemento stradale e alcuni pezzi del guardrail che aveva ceduto nell'impatto con l'autobus. Vengono effettuate ulteriori misurazioni ed eseguite ricostruzioni grafiche in 3D del tratto sotto sequestro. Nuovi rilievi sono stati poi effettuati anche nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre, dove si trova la carcassa dell'autobus, anche questa sotto sequestro, dalla quale è stato prelevato una parte di guardrail rimasto conficcato nel mezzo la notte dell'incidente. Da quel mezzo dovrà anche essere estratta la scatola nera che custodisce le immagini che le telecamere dell'autobus registrarono quella sera. L'incidente ha pesantemente danneggiato l'hard disk, il disco di memoria su cui sono stati incisi i filmati, e l'operazione si annuncia particolarmente delicata per evitare il rischio di produrre ulteriori danni. Quanto raccolto oggi è tutto materiale che confluirà nella perizia affidata a Migliorino, una relazione per la quale l'ispettore del MIT, ribattezzato il Mastino dopo le indagini sul crollo del ponte Morandi di Genova, ha chiesto 120 giorni di tempo a partire da oggi. E sono indagati invece per truffa e circonvenzione di incapace l'ex console dell'Ucraina Marco Tosone e la sua assistente, che avrebbero fatto firmare ai feriti in ospedale delle deleghe in bianco per gestire le cause civili. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo, 2 gli indagati con l'ipotesi di reato di truffa e circonvenzione di incapace. Si tratta dell'ex console onorario dell'Ucraina Marco Tosone e la sua assistente Larissa Vassilieva. A far scattare le indagini la denuncia presentata ai Carabinieri di Treviso da parte della parente di uno dei feriti. Secondo quanto sarebbe emerso, in forza di un ruolo che non aveva più quello di console, avrebbe chiesto ad alcuni feriti di firmare delle deleghe in bianco per la gestione dei risarcimenti a beneficio di un legale di sua fiducia di Padova. Non solo, ma ad entrare nelle stanze dei ricoverati della strage di Mestre sarebbe stata la sua assistente. Li avrebbe convinti quando erano allettati, semisedati ed intontiti dai farmaci. Ad innescare le prime perplessità dei familiari giunti in ospedale la scoperta che Toson non aveva più l'incarico per il quale si era presentato. Nei racconti dei familiari, Toson, imprenditore e presidente dell'associazione Hope Ucraine, si sarebbe reso disponibile, appena caduta la tragedia, a trovare degli alloggi individuati da lui ai familiari e a mettere a disposizione la sua assistente come traduttrice. Ora saranno gli inquirenti a dover far luce su una vicenda già terribile e piena di dolore. Tutto questo in una tragedia ha costato la vita a 21 persone e 18 feriti. Intanto Toson respinge le accuse.
Stop temporaneo a un cantiere edile di Jesolo nella zona est della città, ma lontano da altri edifici e soprattutto dall'ospedale. Durante una bonifica bellica di routine obbligatoria in questi casi, infatti, è stato rinvenuto un proiettile e quindi è stata attivata la procedura prevista in collaborazione con le forze dell'ordine. Gli artificieri della polizia hanno prelevato il proiettile, trasportandolo poi in un luogo sicuro senza pericolo per la popolazione. Tra l'altro l'area in questione è già recintata da giorni proprio per i lavori delle opere di urbanizzazione. Veniamo all'incidente mortale che si è verificato nella notte invece a Quarto d'Altino, un frontale in cui ha perso la vita un 59enne che era molto conosciuto in paese. Drammatico incidente a Quarto d'Altino, il bilancio è di un 59enne morto, Lucio Buso di Quarto d'Altino, e di un 38enne ferito in modo grave. Lo scontro è stato frontale tra due auto in via Trieste a 3 Palade di Quarto d'Altino. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell'automobilista, Lucio Buso, molto conosciuto e ben voluto a Quarto d'Altino. L'altro autista è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Mi sono reso conto subito, purtroppo, essendomi recato immediatamente là sul posto, che si trattava di una persona che purtroppo conoscevo. È drammatica di per sé. Poi apprendere che si trattava di una persona che conoscevo ed era una persona sicuramente a modo, una persona, veramente una brava persona, è stato oltremodo difficile da digerire questa scomparsa. Mi unisco al dolore forte, ma forte della famiglia, e non posso dire altro. Mi dispiace veramente. I carabinieri hanno deviato il traffico e eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite per oltre 4 ore. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava sulla sua Ford Focus e stava rientrando a casa a Quarto d'Altino da San Donà di Piave, dove lavorava, quando si è scontrato frontalmente con una Seat Cupra che viaggiava nel senso opposto, guidata da un 38enne, anche lui di Quarto d'Altino, che è rimasto ferito e è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre. Le auto sono sotto sequestro, le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri. E comincia a delinearsi con contorni più chiari il giallo dell'anziana morta al Lido di Venezia. Il pubblico ministero ha infatti deciso di concedere il nulla osta alla celebrazione dei funerali. Giovanna Toforo, morta per cause naturali, comincia ad assumere contorni più chiari. Il giallo del Lido di Venezia, un'anziana trovata circa 2 settimane fa, senza vita, morta da giorni nel suo appartamento in Lungomare Marconi 84. La relazione completa dell'autopsia non è ancora stata depositata. Il medico legale avrà tempo 90 giorni, ma le prime indicazioni dall'esame fanno propendere per cause naturali. L'avvocato Giorgio Pietramara, che assiste il figlio della vittima Giorgio Fornaro, entrato nella vicenda come parte offesa, spiega così. È una notizia di fonte giornalistica che ancora non è stata confermata in via ufficiale. Quando noi avremo l'ufficialità della consulenza tecnica del pubblico ministero, della consulenza autoptica, il Fornaro ovviamente non potrà che essere soddisfatto, anche se relativamente. Perché dico relativamente? Perché il mio assistito ha sempre saputo che la mamma era morta per cause naturali. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla celebrazione dei funerali. Quando sarà confermata, sgombrerà finalmente il campo da tutte quelle illazioni e quelle ipotesi fatte da alcuni media che volevano, che adombravano dei sospetti sulla posizione del Fornaro, il quale è stato avvisato come persona offesa e rimarrà persona offesa in relazione a quelle determinazioni che il pubblico ministero riterrà di fare. Guardia di Finanza e Polstrada di Venezia hanno effettuato una serie di perquisizioni allo scopo di smantellare un gruppo con base nel veneziano che commetteva, secondo gli investigatori, truffe nel commercio di autovetture. L'indagine, chiamata Operazione Supercar, ha portato a contestare molti reati, tra cui truffe nel commercio di auto di importazione, intestazione fittizia di un autosalone, evasione fiscale e falsità in atti pubblici. Il sistema era sempre lo stesso, gli indagati pubblicavano inserzioni pubblicitarie sui portali di vendita online di auto, i clienti
clienti versavano gli acconti e poi non riuscivano più ad avere i contatti con i venditori che letteralmente sparivano. Le perquisizioni sono state eseguite nei confronti di 6 persone residenti nelle province di Venezia, Padova e Pordenone. E ora veniamo a un ingente furto di rame che ha portato a 2 arresti a Pianiga. I carabinieri di Dolo hanno arrestato 2 giovani italiani a Pianiga con l'accusa di furto aggravato in concorso. I 2 sono stati sorpresi dai militari dell'Arma mentre asportavano i cavi elettrici dell'illuminazione di un parcheggio di Cazzago di Pianiga. I carabinieri hanno trovato vari arnesi da scasso e 42 metri di cavi appena asportati e avvolti in una matassa. Il GIP del Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto, rinviando il processo a maggio 2024. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità degli arrestati collegate ad altri furti di materiali dello stesso tipo avvenuti nei comuni di Pianiga e Dolo. Ci fermiamo per un rapido break, a tra poco. Ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora a Portogruaro, dove monta la polemica, Sara Moretto di Italia Viva sottolinea come gli oltre 2 milioni di euro stanziati per il restauro e il consolidamento del campanile siano fermi da 5 anni. L'amministrazione Favero in questi ultimi 2 anni nulla ha fatto per mettere in sicurezza quello che è il simbolo della nostra città. Incredula e amareggiata Sara Moretto, dal 2019 nelle fila di Italia Viva, ma prima di tutto cittadina di Portogruaro, dove vive e lavora. Sono passati anni da quando da parlamentare capogruppo del PD aveva sollecitato i beni delle attività culturali per garantire l'avvio dei lavori di ristrutturazione della torre campanaria di Portogruaro. Il finanziamento di 4,2 milioni di euro sono stati stanziati con decreto ministeriale nel febbraio del 2018, afferma la Moretto, ma il progetto antisismico a favore del patrimonio artistico non è stato ad oggi mai realizzato. Da ben 5 anni l'amministrazione comunale di Portogruaro ha a disposizione 4 milioni e 200 mila euro per la messa in sicurezza della torre civica campanaria. Fu una pratica di cui mi occupai personalmente. A metà marzo del 2023 il Consiglio Comunale di Portogruaro aveva votato la mozione di sfiducia nei confronti dell'amministrazione di Florio Favero, passata con i voti della minoranza di centrosinistra e quelli decisivi dei consiglieri del gruppo misto. Prima di allora, però, attacca la Moretto con stupore, nulla è stato fatto, anche se i fondi erano a disposizione e nonostante la torre campanaria del Duomo di Sant'Andrea sia interessata da un progressivo cedimento alle fondamenta che potrebbe comprometterne la stabilità. Bene ha fatto il commissario Olita a rimettere al centro dell'attenzione la questione della sicurezza del nostro centro storico. Mi chiedo come si possono lasciare lì per tanti anni tante risorse inutilizzate. Ora parliamo di imprenditoria veneta che cresce nonostante il periodo difficile legato naturalmente all'aumento dei costi e delle materie prime. Imprenditoria veneta che cresce nonostante il periodo difficile legato agli aumenti dei costi delle materie prime. Risvolti positivi per l'economia locale e per l'occupazione giovanile. Un aspetto che alla luce dei nuovi investimenti nel polo commerciale di Santa Maria di Sala assume una valenza strategica per lo sviluppo del territorio che proprio oggi ha visto l'inaugurazione di un nuovo importante punto vendita. Ci sono molti giovani occupati e quindi questo ci fa molto piacere. Un'attività che mancava in questa zona e quindi davvero ringraziamo chi ha pensato a questa intrapresa commerciale. Una nuova opportunità a questa bellissima realtà con un importante inserimento di giovani che lavoreranno in questo negozio. Si parla di 20 unità del punto vendita. Questa nuova apertura si inserisce in una più generale fase di crescita collettiva del comparto, una crescita sia di offerta che di lavoro. Dà la possibilità di ampliare l'offerta merceologica da offrire alla propria clientela. E questo trend vale sia per il nostro territorio che per l'imprenditoria del Veneto all'estero. I punti vendita sono 13 in Italia e abbiamo anche 2 punti vendita in Polonia, di cui siamo molto orgogliosi, siamo lì dal 1993, quindi abbiamo una grande esperienza anche in Polonia. Diamo lavoro circa 670 persone.
Ora voltiamo pagina. 26 anni fa la morte dell'allenatore della grande Inter, Helenio Herrera, che riposa nel cimitero di Venezia. 9 novembre 1997, oggi, 26 anni fa, si spegneva a Venezia Helenio Herrera, l'allenatore della grande Inter degli anni 60, icona del pallone a livello mondiale. Aveva scelto di vivere in laguna nella città da sempre crocevia di popoli e tradizioni, Venezia. Oggi riposa nel cimitero di San Michele in Isola. Come vedete, ecco, vedete anche qui la simbolicità. Quella è la Coppa dei Campioni. Ma non la Champions, quella deve essere la Coppa delle grandi orecchie, ma la Coppa dei Campioni quella di una volta, quella con il manico, proprio il simbolo del trionfo, le sciarpe della squadra, e anche qui vedete come il dialogo che si innesta tra chi è sepolto e chi è rimasto va a parlare la propria lingua. Il tifoso lascia la sciarpa. Per l'ultimo saluto arrivarono 26 anni fa in campo San Giovanni e Paolo per la cerimonia laica di addio oltre 1000 tifosi, tutti i suoi giocatori della grande Inter, da Facchetti a Mazzola e Suarez, con in testa la famiglia Moratti. Il ricordo, oggi al telefono, di Fiora Gandolfi, vedova Herrera. Aveva già visto come sarebbero diventate le persone, le lotte tra queste guerre, queste forme di razzismo. Aveva previsto che lui non era razzista assolutamente, ovviamente essendo misto, cioè non sapeva nemmeno di dove fosse in realtà, perché è nato in Argentina però non sapeva dove, poi è vissuto in Francia, poi è vissuto in Marocco, poi parlava spagnolo, usciva a casa, parlava spagnolo, usciva, andava alla scuola francese. Fiora sottolinea il rapporto di speciale di Helenio con Venezia. Il mago avrebbe voluto fondare una scuola calcio che portasse il suo nome. Potevi parlare con le persone, parlava mica con tutti, e anzi era perfino troppo, diciamo così, assillato dalle persone che volevano parlargli. Allora andava alla chiesa di San Dio, che è qui vicino a casa, si sedeva sui banchi con un libro, faceva, invece di pregare preparava le partite. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, l'edizione di Treviso, adesso le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Benvenuti al Meteo, previsioni per venerdì 10 novembre. Sul Veneto cielo coperto la mattina con schiarite a partire dal primo pomeriggio in pianura. Annuvolamenti consistenti per tutto l'arco della giornata sulle zone montane e pedemontane. Presenza di residue precipitazioni nelle prime ore della mattinata. Dal pomeriggio possibili rovesci anche temporali su settori montani. Probabili nevicate a partire dai 1300 metri. Temperature minime stazionarie tra i 6 e i 10 gradi, massime dai 12 ai 15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo coperto con piogge anche intense al mattino, tempo variabile per il resto della giornata, salvo qualche precipitazione verso sera. Temperature minime tra i 9 e i 12 gradi, massime sui 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige nuvolosità irregolare con parziali schiarite, annuvolamenti più fitti con possibilità di deboli precipitazioni. Temperature minime tra i 4 e i 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.